E la parola di questa puntata invece è Turtaröl, che prende il nome dal vortice che crea l'acqua, per esempio nel lago di Iseo, piuttosto che quando l'acqua deve scendere dal lavandino, e poi dà anche il nome all'imbuto e quindi ha la finalità, diciamo, di passare eh, il contenuto, per esempio, di quando si travasava il vino dalle damigiane trasportate per poi essere imbottigliate, che era comunque un momento di festa e di condivisione anche quello, oppure appunto l'episodio dell'acqua e quindi dei vortici che sono estremamente pericolosi. Anche questa una parola molto sonora, no? Che ha la possibilità di essere un pochino ridondante anch'essa e quindi che va a richiamare questa duplice vocazione sia dell'imbuto, che ancora oggi viene utilizzato per travasare l'olio, per fare un po' tutte le cose che servono in quel momento, e invece i vortici creati dall'acqua, in particolare nei nostri fossi, vicino ai degai, dove si mettevano le chiaviche per irrigare, e dove si mettono le chiaviche per irrigare, eccetera, eccetera. Quindi Turtaröl.